Un saluto da Fabrizio Marongiu. A me piace molto, oltre alla letteratura in generale, mi piace molto la letteratura e la poesia in lingua sarda. Sicuramente i miei poeti preferiti in lingua sarda sono Antioco Casula, Montanaru, che è famosissimo, non ha bisogno di presentazioni, ma c'è un altro poeta che era compaesano di Antioco Casula, tutti e due erano originari di Desulo, un altro poeta che a me piace moltissimo, che si chiama Salvatore Lai Deidda. Salvatore Lai Deidda era un prete, era un sacerdote che morì prematuramente all'età di 30 anni, è nato nel 1920 a Desulo, è morto nel 1951 a Tonara, fu negli ultimissimi anni della sua vita parroco proprio a Tonara. L'Aideida, Salvatore L'Aideida scrisse anche in lingua italiana, ma scrisse diverse poesie, molte poesie che pubblicò nelle riviste che circolavano in quel periodo. Per esempio fu un grande collaboratore di Sischiglia e oltre a singole poesie, la sua opera maggiore è sicuramente un grandissimo poema epico in lingua sarda, Amsicora, sicuramente modellato come punto di riferimento sull'Iliade di Omero. Infatti è un poema che parla di guerra sostanzialmente, ma parla di ci sono molti altri argomenti all'interno di questo grande poema epico di Salvatore Laideida, l'amore anche per la propria terra, per la Sardegna, l'amore per le virtù eroiche, il coraggio, la fermezza, virtù morali, insomma. Questo poema epico è composto da 20 canti, suddivisi ciascuno di essi in ottave, e la lingua che lui usa, in particolare la variante della lingua sarda che lui usa in questo poema è il logudorese illustre, anche se all'interno del poema troviamo numerosissime parole, numerosissimi linguaggi che si riferiscono al logudorese e anche altre varianti, anche se in misura minore della lingua sarda, anche a livello di singole parole che si trovano soltanto su piccole zone della Sardegna o addirittura soltanto su determinati singoli comuni della Sardegna. Quindi il linguaggio di Salvatore Laideida è molto interessante, quello che è molto variegato, è molto raffinato, quello che lui ovviamente utilizza nel poema epico Amsicora. Amsicora è questo. È un grande e lungo poema epico. Addirittura questo poema, che è stato ritrovato in forma di dattiloscritto, è rimasto inedito per oltre 40 anni dalla morte dello scrittore. È stato pubblicato per la prima volta all'inizio degli anni 90, quindi oltre 40 anni dalla sua morte. È rimasto questo enorme patrimonio della cultura sarda, addirittura è rimasto inedito per 40 anni, per oltre 40 anni. Ehm, Questo poema praticamente tratta dei fatti storici che si riferiscono alle guerre puniche e in particolare al tentativo, all'invasione romana della Sardegna a cui cercarono di resistere i sardi nuragici guidati da Amsicora e dal figlio Iosto, alleati ovviamente con i punici, i cartaginesi che anche loro difendevano la Sardegna dall'invasione romana, perché la Sardegna era praticamente una seconda patria per i cartaginesi. Quindi in questo poema noi troviamo numerosissimi personaggi, alcuni ovviamente la gran parte dei racconti e delle storie che vengono raccontate in questo poema epico sono di fantasia, però partono da quegli episodi storici relativi alle guerre puniche e all'invasione
romana della Sardegna a cui resistettero i sardi alleati con i punici, i cartaginesi. Quindi ci sono moltissimi personaggi in questo poema, alcuni ovviamente inventati da Salvatore Laideida, altri invece sono personaggi realmente esistiti, come per esempio lo storico e il poeta latino Ennio, e come il cartaginese Asdrubale, e anche altri importanti. Questo poema è molto bello perché è scritto in un certo stile e ha moltissimi racconti al suo interno di vario tipo e che hanno diversi significati. E, ci sono anche dei personaggi femminili, ci sono anche delle guerriere donne che hanno un ruolo importante nella storia di questo poema. È un poema lunghissimo, molto lungo, come ho detto prima, sono addirittura 20 canti ed è proprio modellato sull'Iliade di Omero, anche se poi non si parla solo di guerra, ma come detto prima ci sono molti altri motivi interessanti che si ritrovano all'interno di questa bellissima opera poetica di Salvatore Lai Deida. Ehm, A parte, oltre questo poema epico, che sicuramente è l'opera maggiore di Lai Deida, si possono ricordare anche le sue poesie sparse che lui, come detto prima, pubblicò in diverse riviste, soprattutto Sischiglia. Questo libro è stato pubblicato successivamente, Cantos de Monte. Cantos de Monte è stato pubblicato successivamente alla pubblicazione del poema Amsicora e raccoglie 25 poesie di Salvatore Laideida di diverso argomento anche amoroso, ma è un amore idealizzato, non è un amore, diciamo così, erotico, è un amore idealizzato verso la figura femminile, l'amore per la propria terra, l'amore per il lavoro agricolo, l'amore per la vita di montagna, per la vita di paese, e ci sono anche un inno agli agricoltori sardi, cioè ci sono molte poesie che trascendono e hanno una valenza universale. Ci sono anche diverse figure femminili idealizzate con nomi inventati dallo stesso scrittore, e anche questo libro, Cantos de Monte, è molto interessante per conoscere un altro aspetto della poesia di Salvatore Lai Deida. Quindi bisognerebbe parlare più spesso di questo grande poeta. Non è una novità che nella letteratura e nella poesia in lingua sarda ci siano stati anche dei poeti sacerdoti. Basti ricordare soltanto padre Luca Cubeddu, ma anche altri. Però Salvatore Laideida forse se ne parla troppo poco, bisognerebbe parlarne di più, bisognerebbe anche studiarlo bene nella sua opera, soprattutto il poema dedicato ad Amsicora. Quindi io consiglio a tutti la lettura delle poesie di Salvatore Laideida, in particolare della sua opera maggiore, del suo poema, secondo me straordinario, sia come stile, sia per la lingua che lui utilizza, ovviamente le strofe, le ottave che lui utilizza all'interno dei canti, dei 20 canti che compongono il poeta, sono rigorosamente in rima, ed è un poema molto profondo perché ci sono tanti temi all'interno di questo poema. Non è semplicemente un poema epico che parla di battaglie, di combattimenti, di stragi, di morti, di armi, la descrizione delle armi, come succedeva anche per esempio nell'Iliade di Omero, ma parla proprio della terra sarda, si avverte, si nota, si coglie in modo evidente in questo poema epico il grande amore per la terra di Sardegna, per la terra natale di Salvatore Laideida, quindi la Sardegna tutta e in particolare le terre interne, Cornus, che era la città fortificata e la residenza di Amsicora, nell'Oristanese, e però anche
le terre interne della Barbagia. Ma in realtà questo poema è una celebrazione di tutta la Sardegna in generale, è un grande atto d'amore del poeta nei confronti della sua terra, la Sardegna. Grazie per l'attenzione.